Vincenzo Patti, una nuova esposizione oggi a Favara, un nuovo esperimento, di cosa si tratta? Allora, si tratta di una nuova personale di pittura che si terrà presso lo spazio Medinova all'interno della Farm Cultural Park. L'inaugurazione avverrà oggi alle ore 18:30, quindi sempre a Favara, e in tale occasione, visto che insomma, lo spazio è moderato, lo spazio che ospita la mostra, questa volta ho preferito mettere, diciamo, opere non abbastanza spaziose ma limitate nello spazio. Esporrò un po' di tutto, dalla grafica, inchiostri di china, che non tutti per la verità, perché fanno parte di una collezione, tutti sono 100 disegni che rappresentano il centro storico della mia città. Quindi metterò una bella rappresentanza di questi pezzi. E poi esporrò inoltre un'altra tecnica, quindi un po' di tutto, quindi acquarelli, che è da un bel po' che non li metto in mostra, e sono delle miniature. E poi dulcis in fundo esporrò l'ultima produzione, quella riferita alle pietre come radici. Le pietre, tu hai sempre un rapporto particolare con le pietre, ma non solo, cosa ti ispirano? Ma mi ispirano le mie pietre tanto perché ho, diciamo così, un dialogo oramai con loro, con le pietre, da molto tempo. Questa storia risale da molto lontano. Io ho un piccolo appezzamento di terreno con una piccola casetta e alle spalle di questa casetta ci sono queste masse, queste pietre dove io, diciamo, attingo l'ispirazione. È un dialogo che parte da molto lontano, un dialogo muto e silenzioso, bello. Qualcuno mi definisce che insomma, c'è il pittore che parla con le pietre. Dice, ma come fai a parlare con le pietre? E io, insomma, facendo qualche battuta sempre allo stile del sottoscritto, ma dico, è semplice, se riesco a dialogare con te, figurati con le pietre, insomma. Quindi anche le pietre riescono a volte in uno stato d'animo particolare, insomma, a dirci qualche cosa.